Con Loris Ceccato, consigliere comunale e capo cucina qui alla festa della benedizione a Cavaso del Tomba. Come nasce questo appuntamento? Allora, questo appuntamento qua è un qualcosa di storico, la festa della benedizione degli autoveicoli. Qui a Cavaso è la festa più importante perché già ha qualcosa di storico, è un qualcosa che porta in piazza tutte le famiglie di Cavaso, e questo è molto importante, famiglie, giovani e quant'altro, con la messa al mattino, la benedizione degli autoveicoli, e in questo contesto ci sono 5 giorni in cui c'è una sagra, c'è da mangiare e bere per tutti quanti a prezzo modico, e tutti prodotti locali, vorrei dire, perché è una cucina tutta nostra, inventata da noi, e anche oltre che a buon prezzo, di qualità. È anche un momento per fare comunità, quanto importante in paesi così piccoli. È fondamentale, direi, perché un paese di quasi 3.000 abitanti, stasera trovi fuori un po' tutti, riesce a mettere assieme anche chi di solito evita, magari preferisce andare in qualcosa di più importante. Invece le sagre gestite bene, fatte con criterio, con le persone giuste, noi siamo ospitali, è fondamentale questo. Ecco, chi è giusto ringraziare per questa sagra? Allora, ringraziamento a tutti i collaboratori della Proloco. Abbiamo un presidente che funziona bene, abbiamo un gruppo di consigliare sempre della Proloco, parlo io, che lavora bene ed è ad aiuto di tutte le altre associazioni che durante l'anno decidono di fare qualcosa loro, diciamo. E nel momento in cui ci sono queste feste grosse, questa e dopo ci sarà a novembre la Madonna della Salute a Canieza, diciamo che anche le altre associazioni mettono a disposizione i loro collaboratori, cioè non manca mai personale per lavorare, per il capannone, domani, per la cucina, per tutto. Si chiude domani con un grande spettacolo pirotecnico. Domani sera sì, è tradizione, lunedì sera fare i fuochi d'artificio alle 11, speriamo che il tempo sia clemente perché sembra sia l'unico giorno che c'è il rischio di un po' di pioggia. L'anno scorso l'abbiamo fatto con la pioggia, abbiamo fatto tutto lo stesso col pienone di gente, male che vada non abbiamo paura.